Parliamo ora di un altro problema, la migrazione degli alunni in Friuli Venezia Giulia, un problema molto sentito a Tejo Veneto. Sentiamo cosa ci dice in proposito Andrea Tamai, sindaco di quella località. Andrea Tamai, sindaco di Tejo Veneto, l'abbiamo invitato perché sono sorti alcuni problemi legati alla scuola dell'infanzia, ma allora è vero che i genitori si rivolgono al Friuli? Sì, questo è vero, io voglio fare delle considerazioni. Noi abbiamo l'unica scuola statale in un bacino di 8.000 abitanti del comune di Tejo e di Fossalta di Portogruaro. Abbiamo dei ragazzi che da anni si iscrivono a Cordovado perché Tejo ha solamente 2 sezioni, quindi abbiamo ragazzi che vengono divisi con età diverse in 2 classi. Noi abbiamo fatto le iscrizioni a febbraio, abbiamo fatto le richieste al provveditore nei tempi consentiti, nei tempi corretti, e a tutt'oggi, a poco più di un mese all'inizio della scuola, non abbiamo ancora nessuna informazione. Tra l'altro di questa questione è stato investito anche il ministro Brunetta, il quale ha mandato una lettera al provveditore dove chiede che venga presa in considerazione questa strana situazione. Chiaramente una situazione che penalizza molto il suo comune. Sicuramente, perché in questo momento io le iscrizioni che ho raccolto a febbraio siamo andati noi amministratori casa per casa a chiedere ai genitori di iscrivere i bambini a Tejo, perché altrimenti da 10 anni la sezione a Tejo è stata persa e loro automaticamente si rivolgono al Friuli, al comune di Morsano, al comune di Cordovado, e questo sicuramente non è una cosa seria, tantomeno. C'è il rischio di una chiusura quindi totale? Chiusura totale, diciamo che in questo momento è difficile perché comunque 2 classi le riusciamo a mantenere, però sicuramente abbiamo una struttura adeguata, appena ristrutturata, con tanto di dormitorio, mensa e quant'altro. Quindi non c'è bisogno di nessun intervento di carattere di edilizia scolastica. Abbiamo un bacino di 8.000 abitanti, penso che abbiamo minimo il diritto di avere la terza sezione.